Patrizio Miatello, dramma nel dramma, molti non si sono ancora resi conto di quello che sta succedendo con le ex popolari venete. Eh sì, purtroppo questo è un dato di fatto, ancora, gli stessi soci non si sono ancora, parte degli stessi soci non si sono ancora resi conto di aver perso tutto, ma soprattutto sono i cittadini che non sono soci che non si sono resi conto che questo non è solo un problema dei soci e delle due banche, perché questo che sta avvenendo coinvolgerà tutta l'economia e quindi ci coinvolgerà tutti. Quello che noi chiediamo sabato, mi raccomando, ed interessa a tutti perché ne va del futuro di questa società e dei nostri figli, sabato 30 aprile alle ore 10, Piazzale a Stazione, vogliamo fare una protesta, ma delle proposte, esempio, i soldi che verranno incassati, miliardi da quei fondi che stanno acquisendo le ipoteche, quei soldi devono andare una parte a chi gli è stato portato via i risparmi. Questo deve essere chiaro e questo lo deve fare il governo con una legge immediata, come che il governo deve istituire la commissione d'inchiesta immediatamente, perché i signori dei consigli di amministrazione stanno facendo delle cose per loro eccezionali, che però sono drammatiche, perché un amministratore di una banca non può dire che 0,10 centesimi è stata un'operazione eccezionale. È una vergogna e secondo me se ne dovrebbe vergognare. Vi aspettiamo sabato, è il giorno in cui bisogna alzare la testa tutti. Vi aspettiamo.